Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Svolta nel trattamento dei rifiuti in Sicilia, firmato dalla Regione l'accordo per le gare per la realizzazione dei termovalorizzatori. 2 gli impianti previsti, uno a Catania e l'altro a Palermo, saranno in funzione entro il 2028. A Vittoria 2 ragazzini di 15 anni e 18 anni scappano all'alto della polizia e si schiantano contro un'auto. Avevano una pistola a salve, nessuna copertura assicurativa del mezzo e il conducente non aveva la patente. Gravissime le condizioni del più giovane. 2 anni fa la cattura di Messina Denaro a Campobello di Mazara, manifestazione dei giovanissimi delle scuole nel segno della libertà e della legalità. I loro scritti contro Cosa Nostra raccolti in un volume presentato a Montecitorio. Ospedali nella bufera, attesi gli ispettori regionali a Villa Sofia a Palermo. Le opposizioni tornano a chiedere la rimozione dell'assessore Volo. A Catania nuova aggressione a un infermiere del Policlinico. Intanto sempre a Catania, per una visita reumatologica al San Marco, una paziente dovrà aspettare 1 anno fino a gennaio 2026. Nuove polemiche su Agrigento, capitale della cultura. Un dipinto della mostra curata da Sgarbi non sarebbe un'opera originale del Perugino. Riparato intanto il tetto del teatro Pirandello. Sabato la cerimonia con Mattarella. Ancora forte maltempo in Sicilia, venerdì è atteso un peggioramento del meteo con abbondanti piogge e raffiche di vento fino a 100 km/h. Intanto l'Etna è sempre più bianca. E poi il calciomercato, Andrea Dini è il nuovo portiere del Catania. Per l'ex Catanzaro contratto di 1 anno e mezzo. Dunque bentrovati, la regione siciliana ha firmato accordo con Invitalia per le gare per la realizzazione dei termovalorizzatori. 2 impianti a Catania e Palermo che saranno conclusi entro il 2028. Luca Ciliberti. La Regione siciliana ha sottoscritto a Roma la convenzione che affida a Invitalia il ruolo centrale di committenza per la preparazione dei bandi e la gestione delle gare d'appalto per i 2 termovalorizzatori da realizzare, uno a Palermo e uno a Catania. A firmare l'accordo è stato il presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione e gli Investimenti Bernardo Mattarella. Oggi è un passo storico per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo affidato ad Invitalia l'incarico di gestire tutti gli appalti relativi a queste grandi opere. Una svolta per la Sicilia, una svolta per i siciliani. L'investimento è di 800 milioni di euro, finanziato con l'accordo per la coesione stipulato con il governo nazionale. Primo passaggio fondamentale sarà l'assistenza che Invitalia fornirà alla Regione nella predisposizione della gara, valutata in circa 16 milioni di euro, per i progetti di fattibilità tecnico-economica rivolta agli studi professionali poi di tutta Europa. Il documento dovrà poi essere approvato e sottoposto al vaglio della commissione tecnico-specialistica che dovrà dare l'autorizzazione di impatto ambientale. A seguire le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'opera. I termovalorizzatori, che saranno localizzati a Bellolampo per Palermo e nella zona industriale di Catania, saranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili provenienti dalle piattaforme regionali di pretrattamento, biodigestione e compostaggio. L'entrata in funzione è prevista per il 2028. A Vittoria 2 giovani in scooter si schiantano contro un'auto mentre scappano dall'ALT della polizia. Gravemente feriti, avevano una pistola a salve, nessuna copertura assicurativa del mezzo e il conducente non aveva la patente. Veronica Barbarino. Guidando uno scooter su una ruota, fuggite all'ALT della polizia, a Vittoria 2 giovani si sono scontrati contro un'automobile. Il conducente di 15 anni ora è ricoverato in condizioni gravi al San Marco di Catania. Ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple e problemi polmonari, mentre il passeggero 18enne ha una frattura al femore. I giovani in corsa nel tentativo di fuggire al controllo degli agenti hanno ignorato segnali di precedenza e sensi contrari, tutto ad alta velocità. Poco prima dell'impatto, a circa 200 metri, i 2 hanno lanciato una
pistola per terra, raccolta dai poliziotti che hanno sospeso l'inseguimento e spento le sirene. Era una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo caricatore vuoto. Poco dopo gli agenti hanno sentito un boato. I due giovani si erano scontrati autonomamente con un veicolo per mancata precedenza. Tempestivi i soccorsi. Dalle indagini è emerso che il conducente non ha la patente di guida e che il ciclomotore è sprovvisto di copertura assicurativa. L'episodio di Vittoria può richiamare il recente fatto di cronaca che ha visto vittima il giovane Rami e una pattuglia di carabinieri a Milano, ma la procura di Ragusa, con una nota del capo dell'ufficio Francesco Puleio, fa subito chiarezza, spiegando, dopo un sopralluogo nella zona e la visione di diversi filmati, che lo scontro con certezza non è riconducibile all'inseguimento della polizia. Campobello di Mazara ricorda la cattura 2 anni fa di Messina Denaro con una manifestazione che raccoglie giovanissimi delle scuole nel segno della libertà e della legalità, grazie al protocollo con il Parlamento della Legalità Internazionale. I loro scritti contro Cosa Nostra e cultura mafiosa sono raccolti in un volume presentato a Montecitorio. La nostra inviata Roberta Lunghi. Campobello di Mazara, l'Istituto Pirandello, ricorda i 2 anni dalla cattura di Matteo Messina Denaro nel segno della legalità e lo fa con un'iniziativa che parte da Montecitorio e arriva fino a Campobello di Mazara. I bambini di Campobello vogliono libertà, sono emblema di innocenza e speranza per il futuro e sono ciò che sarà Campobello di Mazara, che fatica a lavare il legame con il boss catturato. Campobello adesso possiamo dire che è un posto migliore. Adesso Campobello è felice e serena, non siamo più sotto i riflettori continuamente. È stata una conquista sia per i poliziotti sia anche per noi, perché diciamo è una sicurezza che non c'è più lui. I loro scritti nel volume Fotografando l'anima sono arrivati a novembre scorso nella nuova aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio, grazie al protocollo di intesa firmato tra Campobello e il Parlamento di Legalità Internazionale, presieduto da Nicolò Mannino. E se vogliamo distruggere la mafia, dobbiamo distruggere il mafioso che c'è dentro ciascuno di noi, che si chiama arroganza, cattiveria, egoismo, prepotenza, e i bambini chiedono verità e giustizia. Oggi che c'è la consapevolezza e la certezza di esserci liberati da questo stragista giovane, devono coglierne l'essenza principale, che è la loro libertà, la loro voglia di poter vivere felicemente in un territorio senza essere condizionata da niente e da nessuno. Legalità come risposta alla cultura mafiosa. I bambini hanno le idee chiare. Viva la legalità! Sarà interrogato domani Salvatore Virgillito, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, arrestato nel blitz dell'antimafia di Messina. In qualità di amministratore giudiziario avrebbe consentito a una famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto di continuare a gestire beni confiscati. Lorena Dolci. Attivo e pienamente consapevole. È così che i magistrati definiscono il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, Salvatore Virgillito, tra i 15 arrestati dai blitz antimafia della DDA. In qualità di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per gestire un'azienda confiscata alla mafia, avrebbe invece lasciato ampio spazio di manovra ai titolari, la famiglia Ofria, legata al clan di Barcellona Pozzo di Gotto. Così il procuratore capo di Messina. Che si ritiene abbia omesso con dolosa compiacenza una serie di interventi e di segnalazioni alle autorità giudiziarie che forse avrebbero consentito di intervenire tempestivamente per impedire questo disegno criminoso. I reati contestati sono fra gli altri concorso in associazione mafiosa e peculato. Nelle intercettazioni video e audio acquisite nell'ordinanza si vede Virgillito che incontra i componenti della famiglia Ofria, peraltro sempre presenti nei locali dell'azienda di autoricambi, che faceva solo formalmente capo allo Stato. Fra le righe dell'ordinanza si legge anche il sospetto di un tentativo di depistaggio, con la denuncia da parte del presidente dei commercialisti catanesi di un registro andato perduto per allagamento. Un arresto eccellente che travalica i confini della provincia di Messina per il ruolo di Virgillito e per i numerosi incarichi di amministratore giudiziario ricoperti, non ultimo quello della Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica di Lentini, il più grande impianto per la raccolta rifiuti della Sicilia orientale confiscata alla famiglia Leonardi. Continua il silenzio dell'assessore regionale alla sanità a Volo sul caso degli ospedali siciliani nell'occhio del ciclone, per lunghe attese e morti sospette. Intanto ancora un'aggressione a un infermiere al Policlinico di Catania. Maglio Viola.
Sono passate 48 ore dalla convocazione a Palazzo d'Orléans del manager dell'ospedale Villa Sofia Cervello nell'occhio del ciclone dopo i disservizi nell'area di emergenza e al Trauma Center e nessun'altra testa è caduta oltre le dimissioni del direttore sanitario Rizzo. Come era filtrato a margine dell'incontro, pur senza nessuna ufficialità, non ci sono contestazioni o richieste a colletti da parte della Regione. Dall'assessorato alla sanità invece si conferma che al presidio ospedaliero arriveranno gli ispettori, ma quando e come non è dato saperlo. A confermare l'invio era stato il dirigente generale Salvatore Iacolino, a margine di alcune precisazioni fatte sulla fuga di notizie relative alla sua riservata personale al presidente Schifani proprio sui disservizi. L'ispezione non sarà preannunciata, precisano dall'assessorato, né sarebbe utile che arrivasse ora, alla luce anche della riorganizzazione in corso, così come annunciata da Colletti a Schifani. Sul fronte politico però le opposizioni tornano a chiedere la rimozione dell'assessore Giovanna Volo, che ancora oggi resta in assoluto silenzio. Il PD chiede di mandare a casa anche il dirigente Iacolino. Al governatore viene poi chiesto un dibattito d'aula all'ARS sulla situazione della sanità. Ma adesso i 5 Stelle rilanciano. Schifani abbia un sussulto d'orgoglio, dice il capogruppo De Luca. Mandi a casa tutti i manager, azzero tutto e ricominci da capo. Ma nel frattempo gli ospedali sembrano diventare sempre più campi di battaglia. L'ultima aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove una 45enne è stata bloccata ed arrestata dalla polizia per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio, dopo aver colpito un infermiere perché stanca di attendere il proprio turno in barella. Adesso la doppia disavventura di una paziente fragile catanese. Si parla tanto di prevenzione, invece per una visita reumatologica all'ospedale San Marco dovrà aspettare gennaio ma del 2026. Tonino De Mano. In Sicilia la sanità non esiste. È l'amara constatazione di Daniela Alberti, catanese, che all'età di 55 anni ha già sconfitto 2 tumori. Persona fragile, per lei la prevenzione è fondamentale. Peccato però che da queste parti è un optional. Ho contattato la mia dottoressa e mi diceva che avevo necessità di fare una visita reumatologica. Contatto tramite il CUP l'ospedale presidio ospedaliero San Marco, dove rimango in attesa per parecchio tempo, ma alla fine mi reputo fortunata perché riesco a parlare con la signora, dove mi dice questo accade l'8 di gennaio del 2025, dove mi dice che c'è disponibilità per il 28 di gennaio, però poi alla fine mi dice guardi che è 2026, c'è un po' di attesa, quindi io sono veramente senza parole. Eppure il Policlinico di Catania ha lanciato una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare i servizi radiologici e azzerare le liste d'attesa per le prenotazioni nel 2024 tramite il CUP. Sarà così e quindi verrà chiamata la signora Daniela? Ovviamente io me lo auguro come miracolo di Natale, magari siamo un po' dopo Natale, ancora potremmo rientrarci. Me lo auguro per me e per chi ne ha di bisogno. Magari il miracolo di Sant'Agata. Vero, dimenticavo. Ma i guai, si sa, non vengono mai da soli e allora la signora Daniela ci racconta un'altra sua disavventura in ambito sanitario. Ho prenotato in una struttura privata ma convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale a ottobre, dove mi danno appuntamento il 2 di dicembre, un lunedì alle ore 16, mi presento, signora sono mortificata, il budget è finito. Sono tante le segnalazioni già arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Noi vi daremo voce e accenderemo un faro sulla precaria sanità siciliana. Ad Agrigento continuano le polemiche legate all'anno italiano della cultura. Un dipinto della mostra curata da Sgarbi non sarebbe un'opera originale del Perugino. Luca Ciliberti. Ci sarebbe anche una crosta tra i tesori di Agrigento, capitale della cultura 2025. Una nuova polemica dunque che investe la città dei Templi relativa ad un'opera esposta nella mostra Tesori d'Italia patrocinata dall'Ente Parco Valle dei Templi. Uno dei quadri esposti nell'evento curato dal critico Vittorio Sgarbi, la tela del martirio di San Sebastiano attribuito dal critico al Perugino, secondo alcuni esperti assomiglierebbe molto ad un'altra tela, quella battuta all'asta a Parigi nel 2010 ma attribuita solamente a un allievo della bottega del Perugino. La tela che Sgarbi ha esposto ad Agrigento sarebbe rimasta 2 anni nel laboratorio di Gianfranco Mingardi, lo storico restauratore di oltre 200 opere di Sgarbi, tra cui le opere di Manetti e de Boulogne, per cui Sgarbi risulta indagato a Imperia e Macerata. Dicevamo, l'ennesima polemica. Durante la presentazione ufficiale a Roma ha fatto molto rumore l'assenza in contemporanea del ministro Giuli e del presidente Schifani. Prima le durissime parole di Buttafuoco sui ritardi, in generale la sensazione diffusa che la città non si sia preparata adeguatamente a questo importante e prestigioso evento. Agrigento
Agrigento è distante dai due principali aeroporti siciliani, Catania e Palermo, rispettivamente separata da 150 e 180 km. La viabilità è spesso compromessa da cantieri e disagi, difficile poi contare sui treni come alternativa. Il sindaco però spazza via le polemiche e dice: i fatti ci daranno ragione. E il primo risultato in effetti arriva. La fondazione del Teatro Pirandello, lo stesso che ospiterà sabato il presidente Mattarella, comunica che il tetto, dal quale sabato scorso pioveva acqua sopra gli orchestrali durante un concerto, è stato riparato. Con i tempi che corrono, per Agrigento è già un primo successo. Esteso per tutto il 2025 il bonus per il contrasto al caro voli della regione siciliana. Prosegue dunque dal 7 gennaio e fino al 31 dicembre 2025 la misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l'isola. A stabilirlo è un decreto dell'assessore alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, di concerto con il presidente della regione Renato Schifani. Adesso parliamo del tempo, ancora forte maltempo in Sicilia. Venerdì è atteso un peggioramento del meteo con abbondanti piogge e raffiche di vento fino a 100 km/h. Intanto l'Etna è sempre più bianca. Francesca Loi. Il forte maltempo è il protagonista indiscusso di questa settimana. La Sicilia, anche oggi colorata di giallo, sta facendo i conti con pioggia, freddo e soprattutto vento. E sarà questo il trinomio che caratterizzerà anche i prossimi giorni, secondo gli esperti almeno fino a domenica. Dovrebbe raggiungersi venerdì il picco di quest'ondata. L'area depressionaria tra Tunisia e Sicilia e piogge molto abbondanti, soprattutto tra Messina, Catania e Siracusa. Ma chi uscirà di casa non potrà aprire nemmeno l'ombrello, perché si prevedono venti con raffiche anche superiori ai 100 km/h. Attenzione lungo le coste. Gli esperti infatti stimano onde alte fino a 6 metri. Intanto questa perturbazione sta portando altra neve sull'Etna. Qui siamo a Piano Provenzana, a 1800 metri, immersi nel bianco. Ottima notizia quindi per gli sciatori, con gli impianti nord pronti a riaccoglierli. Riaperta anche la seggiovia e con le strade di accesso imbiancate sono ore di duro lavoro per i mezzi spazzaneve. Per chi sale in quota, tra le attrezzature non dimenticate le catene. Carnevale di Acireale, a un mese dall'inizio della manifestazione, presentato al Palazzo di Città il programma che vede i carristi protagonisti principali di una tradizione che si rinnova di anno in anno. Orazio Longo. Tempi anticipati per la vendita dei biglietti che sono già online a un prezzo ridotto da prevendita, eventi collaterali e sfilate che si protrarranno fino a mezzanotte. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, racconta così il programma del Carnevale 2025, a un mese esatto dall'inizio della manifestazione, partendo dai carristi, veri e propri artigiani e artisti della cartapesta. Riteniamo che il carnevale invernale, il classico carnevale di Acireale, debba mettere in mostra e in evidenza il lavoro che questi artigiani per un anno preparano e consegnano alla città, alla regione siciliana e al mondo intero. E se dal 15 febbraio al 4 marzo le opere in cartapesta sfileranno fino alle 24 tutti i sabati, in notturna con DJ set e intrattenimento itinerante, un'altra novità riguarda gli spettacoli musicali che tutte le domeniche si svolgeranno contemporaneamente in 3 piazze della città. Torna la manifestazione Rumori Barocchi, riservata alle band locali, le botteghe della cartapesta e i giochi popolari, mentre per i più piccoli previsti laboratori e premi con il concorso Bambini in Maschera. Sappiamo che comunque ad oggi il Carnevale di Acireale continua ad avere un costo, ma sappiamo che questo costo ha un ritorno in termini di immagini, in termini di economia, in termini turistici importante per la nostra città. Tra le iniziative in programma anche la sfilata dei carri in miniatura e il concorso di disegno su cartolina postale. Un premio sarà riservato anche agli amici a 4 zampe più originali. Ficarra, Picone e Tony Servillo tornano al cinema con L'Abbaglio, ancora una volta diretti dal regista palermitano Roberto Andò. Il film racconta lo sbarco in Sicilia dei 1000 di Garibaldi. Abbiamo incontrato i protagonisti nell'anteprima catanese con Eva Spampinato. E mi dovrebbero dare la medaglia di eroe. Eroe questa faccia.
Utilizzo le parole di Roberto Andò. I vostri sono due personaggi che avevano un appuntamento con la storia ma non lo sapevano. Noi infatti, per non sbagliare come te, nel film abbiamo utilizzato solo parole di Roberto Andò. L'ironia di Ficarra e Picone è un elemento imprescindibile dei loro caratteri, ma ne è l'abbaglio, dal 16 gennaio al cinema, la comicità pura lascerà spazio alla storia. Fuoco! Dopo lo straordinario successo della Stranezza, il regista palermitano Roberto Andò arruola, è proprio il caso di dirlo visto la trama del film, nuovamente Valentino Picone, Salvo Ficarra e il maestoso Toni Servillo. Sono anche loro, questi tre attori, che mi hanno provocato l'idea di fare questo film. Purtroppo fu ferito, una fatalità. Ieri l'anteprima catanese del film, che racconta lo sbarco dei 1000 di Garibaldi in Sicilia per liberare l'isola dal dominio borbonico e realizzare l'unità d'Italia, con speranze, ideali ma anche promesse mancate. Racconta un episodio trascurato, un retroscena. Garibaldi chiede a questo colonnello Orsini, che interpreta Toni Servillo, di fare una manovra diversiva. Ficarra e Picone si trovano nel mezzo della storia un po' per caso. Sono un po' cialtroni. Uno dei due nella vita lo è pure, cialtrone. E uno dei due fa il baro. Tra leggerezza e storia, la pellicola parla tanto dei siciliani. Perché ne parlano tutti male? Parla anche in siciliano. Non l'unità Palermo-Catania all'autostrada, no, l'unità d'Italia, quella è un'altra cosa. Senti, se questa cosa c'era nei a Garibaldi, è troppo bella. Domani ne fanno capitale Palermo. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, tanto mercato in questi giorni per le siciliane che lavorano su più fronti per rinforzare le rose. Il Catania ha scelto il portiere e Andrea Dini, ex Catanzaro. Francesco Triolo. Rumors e voci di trattative che fanno percepire come il calciomercato stia scaldando i suoi motori. A Palermo l'arrivo di Ossi ha cambiato le strategie e soprattutto la ritrovata vena di Brunori ha messo l'attaccante fuori dalla lista dei partenti, anche se i rosanero qualcosa in attacco dovranno fare. Piace ad esempio a Dorante della Juve Stabia. Qualcosa si farà anche per Laporte e si fa insistentemente il nome di Silvestri della Sampdoria. In uscita invece c'è Saric che continua ad avere richieste soprattutto dalla Turchia. A proposito di portieri, il Catania potrebbe a breve ufficializzare l'ingaggio di Dini, l'ex del Catanzaro e il prescelto. L'affare è stato definito con 1 anno e mezzo di contratto per il giocatore. È il primo tassello in entrata dopo le cessioni della settimana scorsa. Adesso si lavora sul mercato dei difensori, una priorità visto l'infortunio di Di Gennaro e Ierardi è dato in partenza. Si aspettano le cessioni degli esuberi invece per perfezionare i colpi a centrocampo con Garetto e in attacco con Spendi. A Trapani il presidente Antonini prepara un paio di colpi. In serata si dovrebbe chiudere per l'esterno offensivo del Lecce Dario Daca nel giro della nazionale Under 20 e per il terzino sinistro Daniele Liotti dell'Avellino. Ad un passo la chiusura dell'accordo per Anatriello del Messina, su cui si erano fiondati Avellino e Crotone. Domani il giocatore di proprietà del Bologna dovrebbe firmare per i Granata. Tra i pari possibile lo scambio tra Seculin e Fiorillo con la Salernitana. A Messina l'ufficializzazione del direttore sportivo Domenico Roma dovrebbe dare il via ad una piccola rivoluzione. Detto di Anatriella al Trapani, in uscita ci sono Rizze ed Ortisi, direzione Altamura, Frisenna al Crotone e Petrungaro al Potenza. In entrata è vicino il centrocampista Jacopo Dezzi, classe 92, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Padova, e il ritorno del difensore Dumbravano, prima parte della stagione alla Lucchese. Per l'attacco piace l'esterno Federico Ricci, in uscita dal Perugia, ma c'è da trovare l'accordo economico, mentre si lavora sempre per Monaco del Catania in difesa, dopo che è saltata la trattativa con Ingrosso, finito al Sorrento. Allarme Stadio Barbera per i problemi atavici strutturali dell'impianto palermitano. Il Palermo rischia di giocare a porte chiuse o in altre sedi. La parte finale del campionato attuale di Serie B. Ecco perché. Marco Gullà. Piove sul Barbera. Queste sono le immagini di domenica scorsa, prima del match Palermo-Modena. La tribuna stampa per l'occasione è risultata inagibile proprio per la pioggia che ha allagato il settore. Un problema atavico per lo Stadio Barbera. Le infiltrazioni d'acqua sono in tutto l'impianto. Il 31 marzo scadrà il certificato di idoneità statica. Perché sia rinnovato occorrono dei lavori urgenti dal costo di circa 3 milioni di euro. Il Citigroup ha già approntato la cifra nonostante
nonostante si tratti di competenze dell'amministrazione comunale. Una corsa contro il tempo. Poi bisognerà vedere se la Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli riterrà adeguati questi lavori a un impianto in cui devono affluire fra 15.000 e 30.000 spettatori per evento. Diversamente, il Palermo sarebbe costretto a finire la stagione giocando a porte chiuse o addirittura a emigrare in altre sedi. Il rischio c'è, anche se il club rosanero manifesta un certo ottimismo. I lavori in corso riguardano il consolidamento e la messa in sicurezza dei gradoni, ottimizzazione dell'impianto idrico sanitario, miglioramento delle vie di fuga. Proprio per questi deficit lo Stadio Barbera è stato escluso dalla lista degli stadi che ospiteranno gli europei di calcio nel 2032. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.